Freddo. So. Buongiorno a tutti dallo Stadio Comunale alla Marconi di Ceregnano per l'ultima partita di campionato, che è un recupero. Sarebbe la giornata, la 26esima giornata contro la Vittoriosa. Ha fatto ieri. Capito. Ciao cara. Dai, Jacopo, non vieni, È in campo. Ah, gioca. Vabbè, dopo mi dici. Via una. Vieni qua. Vieni qua, Viaggione. Sono la tua via. Sei pronto per mangiare? Certo. Bene? Che bello. Mi sa che Matteo ha la fame. No. Alla febbre. È a casa, poverino. Poverino. E la Dorina dove stavo? Arriva. Bene, mo. Se tutto va bene pareggiamo oggi. Ma. Ce la faccio da sonno, Jacopo. Non mi sbagli. No, è andato a letto anche presto ieri sera. Vi avviso che oggi parlerò pochissimo e spegnerò il microfono spesso. Mirna. È l'ultima partita, conta poco per la classifica, quindi Non siamo motivati. Non siamo esatto, motivati. vi lasciamo gustare la partita in silenzio. Così non sentite le nostre strafanferie. E Abu? E Abu perché è squalificato. Abu è squalificato. Sì, è vero. Che palle questo vento. Che ci ammaliamo? No, basta Dio. Ma adesso. Robin! Tutto in posto! Avanti che c'è posto. È la Mirna! Con 3 R. Mirna! È la Mirna! E Abu? La Mirna! Ciao Mirna! E giù! Ciao ragazzi. Ciao. Robin. Ciao. Dalla fattoria sono venuti qua. Vediamo se c'è il compagno dai, di abbastanza. Matteo. C'è Jacopo in porta? Non lo vedo. Oh, allora siamo qua. La Vezzo! Allora, un compagno di classe di Matteo, ma non lo vedo mica in campo. Per il panchino! No. Ma c'è l'idea. Ah, aspetta, diciamo almeno la formazione, voilà. Allora, Vivoli in porta, poi abbiamo Piras, Destro, Goldin e Clifford. Poi abbiamo Piccolo, Franklin, Angelo. No, Marco mio fratello! E chi è il 5? Ah, Maghetto. Savioli. Oggi ha cambiato un po' perché E poi abbiamo fare Alede i tornei, allora penso che fa qualche e modifica. Chris. Giusto? Wiz. Bello. Dai! Vai Simo, porca miseria. La Mirna! E la Darin! Bello. La Dorina e Virna! Mirna! Ormai hai imparato, viaggio. Giusto? Dai Ale! Bravo. Bravo. Ah no, lui te l'ha mandato giusto. Ha creduto subito. Bravo Ale. Beh, guarda. Viaggio, prende il pallone di corsa. Sa che corre l'ultimo. Come sta Matteo? No, c'è la febbre, la tosse.
Ma Robby, martedì sono andati a fare rafting con la scuola, con 5 gradi. Non si può. Cioè, me lo aspettavo. Sì, ma dai, ma anche la scuola sono scentrati. Dai, ma stai Ma che andando fatica. andare a fare rafting con 5 In gradi. classe sua erano in 7. Ciao cara. Buongiorno. Mirna. Torna. Guarda che recupera per il 1 maggio. Il 1 maggio per Guarda, non lo so, adesso stanotte si era addormentato alle 3. Grande Bianca. Fedorina. Siamo sbilanciati, Non c'è gold. ma c'è il gold. Sì, perché Bravo. perché dei tornei. Di vedere in panchina ancora quella asciugalessa. Uno solo. Dammelo. L'hai acceso? Sì, Ok. ma sì, fatto bene. Infatti a un certo punto il Torino mi ha abbandonato. Sì, madonna. Sì, sì, me l'ha detto, sì. Siamo andati a Lisbona insieme a ottobre. Ah, che bello. Poi lavava anche la roba. Ma dai. Sì, sì. Sì, sì. Sì, diciamo che non è fortunatissimo neanche lui, eh. Peccato. Bravo Giacomo! Non c'è proprio rostica. Ciao ciao. C'è anche Fiora. L'unico che manca. Ciao, buongiorno. libero. Come mai Luca è fuori? Di cosa? Questa via? Non Caviglia, è il Congo. Non schiacciarti Matteo! Non schiacciarti, non schiacciarti! Meno. Ho fatto partita di allenamento, ma Apriti! eccolo. Ah, Madonna! Dai Ale! Peccato. È migliorato tanto comunque. Madonna, sì sì. Bravo Ale! Dai Alede! Bella squilla. Volevo dire, dai cazzo, vediamo. Basta andare indietro, basta andare indietro! No, ho paura che si incazzi. Sì, beh, forse un pochino. In casa. Vai Biagio! No, c'è già Omar lì. No. Adesso Omar non farla troppo, eh.
Se riuscivi con le mani conserte a palleggiare e mandarla di là, scendevo in campo. Vai Chris, la rocca. Bravo. Sì, però la devi passare poi. Sì, a un certo punto. Tu sei bravo. Bravo, bravo. Bravo. Ancora. Comunque pare che sia tutto a posto fra i due pigioni. Si è ritornato il sereno? Ma Bene, che cazzo? bene, dai. No, bene. Niente bene. No, scusa, ho sbagliato. No, adesso vi ho detto a tutti e due con l'accompagnamento, per favore durate fino a giugno, perché poi finisce la scuola e non abbiamo problemi. Durate fino a giugno, per favore, che così almeno la serenità almeno fino alla fine della scuola. Verde. Che tra l'altro volevano fare i furbastri perché poi Matteo è venuta la febbre già quel giorno lì, aveva 4 linee. E lei, anch'io non sto tanto bene, mi diceva lei. Sì. Poi arriviamo in stazione, vanno solo loro due e tornano e fa c'è il treno in ritardo. Ho detto, ma come treno in ritardo? Guardo sull'app, non c'è scritto niente ragazzi, ma cosa avete guardato? Vado, il treno era perfettamente puntuale, dentro. Ah no, è partita venerdì, sto cazzo. Sto? Si è imbarcata. Bravo Nico. Bravo. Via. Vai. Dai Ale! Tanto ormai non ha più senso. Questo era un freddo che ho tornato a casa e poi sono stato il giorno più freddo della mia vita. Sì, sei divertito, sicuro. Sì, che tiranti. Dopo È la conseguenza perché insomma. bagnati tutti quanti. C'ho il cappello. Senza del cappello a lasciarlo. Vai Ale! Bravo Ale. Bravo Franklin. Apriti. Bravo. Tira! No, dai. Tira È finito però! il campo, bello! In due! Di piatto si tira, di collo Ma lì. sono arrivati in due sulla stessa palla. Non giocano male. No, infatti. C'è un po' anch'io. Ah, c'è Vincenzo. C'è Enzo. Fa di secondo. Vai Maghetto. Vai. È troppo lunga, Dio madonna. Peccato. Sì. 0 mi sembra un po' esagerato. Vabbè. 3 gol li avremmo potuti già fare. Sì. Corrono, eh? Bravo. Angolo. Occhio al vento. Madonna, mi devo mettere il cappuccio in testa.
Da quando abbiamo perso la finale anch'io. Eh sì, mi ricordo finito il turco. La prima non è andata bene, la seconda Secondo te è che cazzo la terza? Mamma mia! Hai provato? Vai, vai, vai su! Vai Nico! Bravi. Bravo, bravo. Ha chiuso bene. Flavio. Cazzo. Ottimo. Veloce Simo. Dai, dai, dai. Aspetta un altro po'. Madonna. Ormai mister Boni. È stato espulso contro il Duomo. Ma effettivamente non ha detto mica niente. Ma come è successo? Come è successo? Perché c'era un rigore per noi. Lui ha detto... Dopo non so se era giovane, Vai gol! Grande gol! arbitro giovane, un po' protagonista, però vabbè, insomma, voleva far sentire. È bravo come il papà. Io ero meno bravo. Certo, a calcio sì, cioè, scusa. A calcio può essere bravo come la mamma. Suona benissimo, dai. No, non mi permetterei mai. Ma se noi ci spostassimo lassù, tipo, preparati dallo sgabbiozzo. Bravi. Questo tira. Lungo. Porca la bocca. Dettagli. Infatti è vero che potrebbe essere... A parte che io adesso le cose le potrei dire tranquillamente. No, tanto, guarda che... tanto è l'ultima. Cosa Sì, possono in fare? effetti. Hai permesso tutto? Sì, oggi sì. Esatto, oggi sì. Sprago. Oggi siamo a Brille Sciacca. Bello! Eccolo. Bello! Bravo. Sì, però facciamolo sto gol però, Sì. Perché provare. Sì che poi provi, occasione che c'è più gol. Sì, Clint si proprio lì davanti. sì. Ci vede. Ci vede ha vinto Yoda. Che guerra? Sì, quello che l'anno scorso ha vinto. Bellino. Un po' lungo. Bravo. Anticipate il rimbalzo della palla. Sì. Sì. Ah! Ma era una botta, si vede, per fortuna, perché se la distorsione col cavolo che giocava Ah, oggi. esatto, sì. No. Vabbè, 7. Bello. Vabbè, dai. Dai, bravi! Sì, le caucelle di fuori, sei proprio un giovane. Sono le ultime botte che posso tirare. Ma io sono già in versione estiva. Le ultime botte che posso... Secondo tempo, secondo... Apri di qua. Golde li conosce? I ragazzi qua? Ne conosce alcuni, sì. Infatti, immagino. Al 3-4 sì. Però quelli impressi con lui, i 3-4 impressi con lui mancano. Sono quelli di Ok. Battila bene la rimessa che poi ti fa cambiare.
Appunto. Ecco, questa era da far riflettere tutta Tira! la vita. Va bene. Salite fuori! Ha agganciato col piede. Agganciato. Sì. Non so se hai notato che già la maglietta rimborsata ce l'hanno anche Destro e Piras in questa partita e anche Ale Ehi là! e anche Ale Meta? e anche Savioli. La moda sta dilagando. Buono! Sì. Invece tuo fratello dov'è? A casa perché perché è andato a fare lo spettacolo. Ah, ho capito. Parte di qua. Teniamo nel 2007 giù perché Fuori. tornei. Va bene, ho capito. Ma poi vieni a fare l'aperitivo. Non lo so. Ma digli che mandagli un messaggio di vieni a fare l'aperitivo con noi. Dove fino alle 10. Vabbè, sono le 10:20. Tanto la partita finisce a mezzogiorno. Cosa c'è? Grande la signora. Adesso mi manca solo che dice bro. Uno a 0 per la vittoriosa. Non è che adesso un grano la mazza. Non si sarà mica fatto male Edoardo? Ha preso una botta forse. Sì. Ah, Maremma. Adesso spingo. Gli altri? Dai Ale. No, vabbè, adesso li girano però. Sti giro non gli rivolgo parole neanche se mi pagano. Santa pazienza. Danaga! Ciao, ciao. Ciao. Sì. Ci sta. È stato proprio un gesto istintivo, secondo me. Sì, l'ho riconosciuto subito. Sì. Sì, ma infatti non ha mica detto niente. No, infatti. Capita a volte sei lì che dici Via, tutti i costi. che due vale sto staria. Sì, e dopo ci lamenteremo, ma che caldo. 36, 37 gradi. E Chris? Bravo! Bravo! No! Boom. Dio, ma no. Che ti dico, No, l'ha presa con
con la mano? Davvero? Ma non mi sono neanche accorta, che rientro. 1-1. VAR. Ah beh, lascialo tirare a chi ci dà certezza, va. Edo. Ma è stato involontario però. Sì, anche secondo L'ho me. visto. Era proprio lì. Beh, Robì, Ah, io non sono neanche pronto per tuo figlio? Deve prendere un angolo, tira l'angolo. Di solito li tira sempre bene. Il vecchio deve star fermo però il tuo portiere. No? Deve star fermo il portiere. 1-1. Gol di Edo. Rigore è proprio una roba bruttissima. O comunque dovrebbero regolamentare le discussioni. Se lo prendi intenzionalmente è una roba. Bravo. Se ti arriva la palla addosso. Cioè. No, ma ti devo dire, perdere una partita di nuovo. Ah roba. no, infame. Ce lo ricordiamo, vero? Io mi ricordo che era al mare quell'estate quando Baggio ha sbagliato il rigore. No, cos'era? No, eravamo dove? Boh, non mi ricordo perché ero piccola. Io mi ricordo che ero al mare, è stato bruttissimo. Anche questa sarebbe stata. Cioè. Hai dei ricordi che non ho. Bello. Apri qua. Adesso A proposito, c'è la partita Badia-Cavarzare da guardare. Che sta vincendo il Cavarzare 1-0. Contro il Badia. chiedo all'app, prendiamo il mezzo. Lo sconto 10. Tuo figlio. Io ho visto che non stava tanto bene. Oh, mi chiudi sta cosa o no? Bello. Ma non la devi far rimbalzare, devi anticipare. Bravo. Cosa? Cosa? Fuori gioco? Boh. A che parte stai già? Destinati. Ah, ecco. Vabbè. Oh, figlio, vai. Mettimi la cosa, te. Vai Simone, bravo. Che mancanza. Allora, adesso mi faccio tipo burka. Lascia fuori giusto 5 mm. Dai così sei a posto Cinzia. Ok, adesso sono a posto. Devo coprirmi le orecchie, cioè avevo freddo sto orecchia qua. Dio santo, maledetto. Sto ventato. Porca. Fa tutto lassù. Peccato. E lei che sa vincere. Piano, piano. Dai Matteo. Di là. Bello. Ma Ma no, no, in due, ma perché? E in più si è preso anche Lopez. Uomo a terra.
Ma se l'ha preso lui, Sì, ma sì, Lopez sul quadricipite. Non è neanche poi così doloroso, insomma. Perché non la prendi? Esatto. Mi portano in barella, mi portano in pronto soccorso, mi ricovero per una settimana. Esagerato, c'è tutte le cauzioni di fora e poi... Sì. Ho fatto anche quasi 30 km in bicicletta venerdì. Bravo. E controvento, perché c'era un vento della Madonna e quando vai in bici il vento ce l'hai sempre contro. È un assioma. Lo so, io dove giravo, me lo trovo sempre contro, non ho capito sta roba. Apri. Bello, bello, bello. Non è fuori gioco. Benissimo. Assist di Ale De e gol di Piccolo. Grande Matteo. Hanno due visto, uno di qua e uno di là. Non possono sbagliare. Bravo, è stato bravo. Sì. Bello l'assist. Bravo. A chi l'ha dedicato? C'è l'amorosa? Piccolo. Ha fatto così? Ah, non lo so. Chiudi. Su. Magari non così. Numero... Apri di là. Vai Cliff! Via, vai! Vai. Sali! Dopo passa la prima. Allora 7 apri di qua. Ah, Dai, ancora. Non te firai. Sto 16. accompagnalo Simone, accompagnalo. Bravo Jacopo! Rigore, non si è parlato. No. Bravo Jacopo. Maratona. Punizione per noi. Come sono me. Dai, Rai. Cosa dai che credo adesso sul campo? Sali caro, che ci stai a fare lì dietro? Io buono ragazzi, oh. Passaggi di mezzo. Dai, su. Occhio al 16, non lo fate partire perché è veloce. Dai, non fischiare. Palla. No, che fischia. Infatti. C'è un gol sono belli sì. Ai. Male. Sì, peccato che gli arbitri bravi ce li mandano contro quando non servono. Apriti! Avanti, non indietro. Bello! Un po' lungo. Bello! Cala mattina! Guarda,
Passala. Bravo. Non ancora. Bravo. No, chiamatina. Attenzione. Bravo, 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 bravo. Non era fallo questo. Questo? Cazzo, andiamo dentro. Cosa? È aperto qua il bunker. Vabbè, ma la presidenza, noi non abbiamo i piani alti, non contiamo un cazzo. Ah! Siamo la plebe. Non possono farci entrare lì dentro. Proletari. Dio santo. Dalla Edoardo. Ecco, bravo. Vieni. Avanza, avanza che c'è spazio. Avanza, avanza, avanza. Porta su! Parti tu, 9. Di là. Bravi, bravi. Dai, maghetto. Nostra. Non è uscito. Non è uscita. L'idea era anche buona. Troppa Passaggio un po' meno. Guarda che c'è Simone di qua che è libero. Apriti. Datela. Bella. Bella! Hai dato la gancia. Una volta. Gli ha restituito l'assist. O tirarlo al volo. Abbiamo anche delle esigenze qua. Fare una sformicciata. Esatto. Mezza giravolta. Boom! Attento, bravo Simone, bravo. Occhio. Siete troppo stretti lì, siete troppi lì. Andate su. Bravi. Vieni su. Ah! E dai, è con ste merde di... Vabbè, in qualche maniera l'ha stoppata. No, così no. È fuori. Bravo. Che alla mattina. Dai. Si fischiassero i gialli tutte le volte che ci sono questi fogli qua. Finirebbero entrare. Bravo Goldin. Bravo. Palla. Vai. Supero. Bello. Giusto per Cliff. Bravo. Bravo Cliff! Vai di su. Su, cari, su, oggi la sento ispirata, la signora. Lanciatela. Una te fai. Non schiacciarti sul buco.
Cosa ridi? Detta così sembrava un'altra roba, però insomma, vabbè. Non sono solo io malizioso però, Bravo! Adesso qui c'è un'aureola, non si vede, ma c'è un'aureola. Mi tolgo gli occhiali. Davide lo stiamo bene. Dio mio. Vai giù, bravo. Vedi? Bello. Bravo! Esatto. Occhio, non lo fate partire il 16. Bravo veloce, sì. Simo. Bravo Fede. Non fare fare Simone. Sì, ha fatto fare. Bravito il 16. Sì. È veloce. Ma poi anche tecnica. Attento al vento, Jacopo. Bravo. Parti, Chris. dai! Vai. Apritevi, siete troppi chiusi. Adesso va fino in porta, non lo fa. Adesso andasse fino in porta. Dai. Madonna. Anche questo è da giallo. Allora. 2008. 2008, 2007. C'è proprio freddo in testa. Italia. Guerra. Attaccante. Tutti che ciama. Piccolo. Piccolo. Passala, bravo. Ricomincia, bravo. Il cobra non è un serpente. Cambia lì su piccolo. Si fai per culi. Ah bello. Un pochetto. Ah bro. Bella zia. Mancheranno queste dinamiche. Bravo Simone. La numbers. Guarda com'è partito. Se l'avessero, Guardalo lì. se l'avessero guardato. Guardate Piros! Mano! Un'altra mano. Alla vista. No, non sbaglia. Sì. Bravo, per in fallo. Che noi non vinciamo mai. Bravo. Dai. Buono. Ecco, pelato. Come un cacco. Sì. Ce la portiamo dietro. Bravo. Dai Nicolò, dai. Di qua e lì. Guarda il 7 di là! Dio. Oh! Che numero! Ma ce l'ha Ale, Grande Ale! Papà Michele, che Alessandro degli esposti,
Signora, io date un calmante sto ragazzo qua. È impossibile. Lui gol semplici non li fa mai, li fa solo belli gol lui. Così, così c'è. Lui li fa solo gol belli. Quello lì è il suo gol comunque, Finito il primo tempo. Bravi ragazzi. Sì. Pronostici, anche 4. Dagliela. Ma più avanti. Bravo! Bravo! Guarda che c'è. No, era il Era fuorigioco, ha fatto sì, bene. Sì. infatti. Bravo! Vai, testa dentro. L'ultimo e poi chiudiamo il primo tempo. Sì. Sì, è finito. A quanto siamo, Wally? 42. 3 minuti ancora. Più recupero. 42. No, siamo al 42. Eccolo! Grande Edo! È arrivata giusto questo però. Era destino 4-1. Aspetta, ce ne sta un altro. Così. Bravi. Poverini, poi un po' mi dispiace, sì. Se me ne fanno troppo. No, 3. 4. No, 4. Tanta roba. Doppietta. Tanta roba. Doppietta di Goldino. Sì. Il secondo. No, degli sport il terzo. No, piccolo. Piccolo il secondo. Piccolo, piccolo. Esatto. Piccolo su Astis. Assis. Non provocare. Gira la ruota. Girala. Ah, mamma. Ma insomma, dai. Ha preso mezza palla, ha preso, dai. Occhio al vento. Emozionante. Occhio al vento. Dai, per me. Dai. Szczesny, che sonno. Perin. Perin, anche Perin. Perin, forza Perin. Bravo. Provato il gol di Perin. Bravo. Aspetta, Jacopo, aspetta. Aspetta. Perin, aspetta. Olè, finito il primo tempo, ciao a tutti. Non perché
Aria a casa mia. Eccoci, siamo un po' in ritardo, Ci siamo. ma ci siamo. Abbastanza. I miei capelli. Occhio al vento. Ecco, segnato subito sul primo calcio d'angolo. Mi sono pure persa. Va bene, dai. Madonna, sì. Grazie dopo. È buono. Adele. È tranquillo. Grazie. Sei bellissima, Cinzia. Caro, grazie Biagio. Fortuna che ci sei tu a rallegrare queste domeniche mattine. Proprio. Triste. Proprio ha detto. Olla. Buono. Buono. È dolcino anche. Ecco poi tua, bravo. Impiegata malata. No. Ha aspettato che tornassi. Vabbè ragazzi. Boccia piccolo, Ale. Sì, ho capito. Se metto in conto tutto il tempo che è mancata negli ultimi anni, faccio il giro dell'opera. Ma te non sei ancora svegliato? Ah, Pensavo stesse guardando la partita online. no, figurati. Cioè, oddio, non so. Non mi ha ancora chiamato. Indovina cosa? Merda. Voglio andare a vedere Escher a Ferrara. Assolutamente. C'è una mostra di Escher. Aia. Il quadro suo famoso, la palla di vetro in bianco e nero, tutto deformato. No, oppure Ragazzi, su! A Ferrara dove c'è? Ah, praticamente. Deve esserci fino a luglio. Adesso ad aprile sono andata a Padova a vedere da Monet a Matisse, a maggio c'è Toulouse a Rovigo e giugno. No, oggi è aprile sciolte oggi. Quando si mette a cantare, dire qualcosa di strano, siamo Esatto. Li chiamano all'ordine. Di testa. Bravo. Ho capito Cinzia, sì, sono qua. Ci ha detto Christian. Ha fatto cambi, è entrato Eric. Aaron. Ah, no, farti anticipare. Madonna. Ma guarda che fanno delle mostre. Io le ho viste tutte fino adesso. Molto, molto belle. È una bella sede, ha una bella struttura, il palazzo è bellissimo, quindi Ha superato come presenze, Roverella ha superato quello di Ferrara. un palazzo diamanti. Sì, come presenze. Abbiamo rimessa. No, ma Si presta anche la posizione. bravo. Ma comunque è conosciuto, c'è tanta gente che viene, anche da Il fuori. guardalinee non lo vedo attentissimo. Adesso. No, decisamente. Siete tutti schiacciati lì.
Bisogna creare spazio. Dai, dai. 19. Bravo, Ah, Punchino. Che Punchino? bravo, bravo. Bello! Bravissimo! Che passaggio straordinario! Bravissimo, bravissimo. Al tempo. Bello. Non c'è Sempre. tempo. Esatto. Bravo Edo. Vai Edo, vai avanti Edo, vai. Che parte? La La Madonna. Dove la Dorina? Tira Edo. Ma fuma. La Dorina? Sì. Sta arrivando qua su. 10-0. A 0 la vedo difficile. 3 a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, perché più. Tira in porta. Ma sì. Non fai gol. Dai Aaron. Mamma mia, sto dentro. Sì, quello sì. Bello! Bello! Che peccato. L'idea era buona, l'idea era buona. Bello, bello. Mirna. Mettila giù. Dai. Mirna. Ce l'ha come... Mirna. Guarda che c'è il 19 libero, bravo. Vai sopra, vai sopra. Bravo. Peccato. Eric! Ho sentito uno. William, dagliela dentro! Hai sentito anche tu? Cosa? Adesso te lo scrivo. Mirna. Vieni qua. Te lo scrivo qua. Succhino, mi metto qua. Ottimo. Vero! Così in scioltezza e in amicizia. No, mi sono microfonati. Beh, ma guarda Mirna Io oggi. che emozione, c'ho la Mirna di fianco. Pericolo, magna nutri. Bella Dorina. Allora, è entrato Luca Fogli. Sì, c'è anche Polo intanto. Meno male, poveretto. Bravo! No. Ehi Luca! Un po' deciso, però bravo, dai. È il doppio di lui. Sì, ma sfruttatelo Luca però, Il giallo. Non c'è giallo, ma chi vedi tu in campo? Non è più una. Come ti senti? Sempre in letto ancora. Sempre ancora sotto le querte. Bene. Ecco Giolio, vedi la nomina? E lo scaldarsi. Chi? Tu, Giolio, sta scaldarsi. Che fortuna che ho. Ma sì, gol, magari. Ah! Se l'è allungata. Vai, sì, vai. Sempre, tirato, vai. Tutto meglio. In campo. No. E questa felpa arancione fu il coach che mi... Bravo, dai. Giussi no. Dai via. Devo dire neanche tantissimo. Bravo. Mamma. Lì nel mezzo. Bravo. Bravo. Dai. Grande. Bravi, così fatela girare sta palla. Dai. Vai Eric!
Sì, sì, è proprio Forse ispirata. è meglio spegnere il microfono. Della Dorina, che mi serve. Ti serve. Ti serve la Dorina. Serve. Ti serve la Dorina. Dove sta? È la che chiama. Il telefono. Ottimo. Ah, santo Dio. Tieni tutto Occhio sotto al controllo. vento. Via! Dai Luca! Vai Luca! Bravo, bravo! Mettila in mezzo. Ah, angolo. No. Bravo. Bello! No! Beh, tanto era fuori gioco. Bello comunque. Bravi, bravi. Vediamo le altre partite. Carigiolo. No, Giolio. Non dico qui che quindi qua. Cavarzari vince 2-0 su Badia. Portoviro 2-0. E qua Arianese. Boh. Questa cosa di mia sorella mi ha fatto la videochiamata di vedere dove stava al mare. No. E fa guarda che sei proprio stronza. Perché giù da loro c'è caldo. 24 caldo, Sì. porca miseria. Cosa c'è? Mi poteva dire guarda il mare. Comunito. Se ha detto qualcosa che non doveva dire, Ci piace, ci piace. Però non è la prima volta che incalzano. Perché prima. Severo ma giusto. se fossero tutti così, Sì, esatto. forse avremmo vinto il campionato. No, ma bravi quelli dell'Arianese. Sicuramente avrebbe avuto degli effetti. Beh, ragazzi, ci messo inizio a bere adesso che Devi fare un gol. vede tutta. Vede. Sbagliato dai Nel geni. viaggio è tutto. Prima ha detto vai 100. Adesso vai Piras. Allora, il Portoviro vince 2-0, Cavarzari vince 2-0 su Badia. Io guarda, del resto non ce ne frega. Queste non ho capito perché sono già nere. Piccarolese e Arianese. Dimmi così. Non lo so, Più tardi. magari giocano più tardi, boh, pomeriggio, non so. Bravo su a me. Questo me lo tengo per dopo, ora. Non so dove, ma. Occhio. Bravo. Norca! Lo ha steso. Chi è la Poli? L'idea era buona, l'idea era buona. Occhio al Cobra. Bravo. Bello! cavolo. Troppo lungo! Bastava mezzo metro. È veloce però. È veloce ma ragazzi. Che bello è. Bravo. Voglio andare ad Alghero. Così rigore. Oh, ma perché quei passaggi lì? Dai. È tua. Bravo su a me. Rivoli su a me. Rivoli. Perché è per su a me. Ecco, Mattaccio ha 2 linee di febbre già da prima mattina, che 2 balle. Bravo.
che ha fatto tutto il weekend. A casa? Sì. No! Stanco. Che stecca. Vai, vai Edo. Savioli. Savioli. Bravo Maghetto, dai. Nicolino. Savioli. Ora, palla, prego. Non c'è neanche Savioli, comunque Biagio volevo dirti. Savioli lì. Savioli è lì. Savioli è qui. È lì a sedere. Via, fai gol. Via, sei schifo. Quasi, quasi. Tempo. Sempre a letto con lo spritz in mano. Magari, Corino. Si è alzato. C'ha 2 linee. C'ha 2 linee di prima mattina. Dai che ce la fa, dai ce la fa 2 linee di febbre, non so, adesso proviamo a chiamare il pronto soccorso, sentire se, non so, 2 linee di febbre il mio bambino, no, 2 linee. Papà, è papà Michele. Che ha fatto papà Michele? Lo curano. Gioca. Bravo papà, forza. Anche lei. Prendi fai gol. Prendi e fai gol. Va, a posizione. Tira, Michele. A posizione, vai dentro. Guarda che stile. Ma che fighetto che è. Signor. Va, vedi, potete sempre. In difesa, con sempre, meglio. Anche chiamo Michele. Guarda che facciamo chiamare dalla mamma Cristina. Chiamo la Cristina che è peggio. Cacco. Il cacco. Il cacco. Piano da dietro. Dai, Carlo. Forza. Cazzo. Dai, Carlo. Dai, fai gol. No, è tutto padre. Fai gol. Mio padre, sì. Viaggio così. Io sono. Esatto. L'avete controllato? Hai fumato roba buona, ma Biagio? Cosa è successo, Viaggio? No. Mai Mirna sei così. Mirna! Mamma, bravo Jacopo! Dai, fa a me. Tira al Veleno. Beh sì, se n'è andato dal primo palo. Bravo. Eccolo, tira. Tira Bravo. subito. Via. Vabbè, con criterio però. Mamma. Sì, si fanno male. Dai, Pira Simone. Ancora. Piano. Perché lui è poco. Entra. Sempre. Valentina, sempre fai gol. Ce li ha. Pensa.
Penso Valentino fa gol. Sì, Vale sì che fa gol. Se entra Vale. Di qua, di qua, di qua, di qua. C'è che di qui. A sinistra. Ah, la svirgolata. Ah! Oh! Vabbè, oh. Può succedere. Vamos. Dai, Cardo. Vai William. Oh, oh, oh. Mande. Io, boh. Bravo. Vai Angelo! Vai Luca! Ultimo fratello, basta. Continua a dire vai via, schiaccia. Era un comando in codice. Anche lui. Dai, dai, dai! È alto. Oh. Dai. Dai Valentino, fai gol. La Cinzia ha bevuto, fa gol. Cosa stai bevendo? Se mi hanno dato il prosecchino. E pareva brutto rifiutare il prosecco. Prosecco. Infatti ho detto Madonna. Perché sta bevendo per dimenticare che suo figlio ha 2 linee di febbre. Il suo piccolo. Beve, poi entra in campo e fa gol. Esatto. Giusto. Dribblo, faccio. Poi bene. Siamo io e la Cinzia. E io. No, io e Cinzia. Sei gol tu? Mi sa Chris. Ah, io si è fatto male. Male. Ah, i A crampi. ginocchio? Per me a ginocchio. Ecco che entra Michele. Corri un po', corriamo un po'. Eccolo, guarda. Esatto. Abbiamo la notte ormai. Vai Cinzia! Cioè, ha aspettato che arrivasse lì per tirarsi su, poteva risparmiargli 50 metri almeno. Alle Vai Cinzia, vai! 11 della mattina direi di sì. Esatto. Pasqualotto per niente. Cosa chi è? Cosa chi è? La Cinzia. La Cinzia. Due. Che culo suo figlio di febbre. Adesso. La volta Poverino. Anche ore di mezzogiorno potrebbe arrivare a 3 linee e lì scatta il ricovero forzato. Oh, signore. Le mamme sono tutte uguali. Oddio, non è vero, quasi. Quasi. Scrivete, sta vincendo 4-2. Io per venire anche vado a scuola. Dai che mi vieni e vai. L'idea poteva anche essere buona. Il Duomo pareggia con Borsea. Chi è che urla? Ah, è arrivato mio nipote con mio fratello e Camelot. Sì. Sì, esatto. Bravo Aaron! Bravissimo! Le robe lì servono a poco, quelle robe lì. Vai ancora! Mamma mia! Ah, ma va! Ma che rigore è? Ma che rigore è? Vai Andrea! L'ha sfiorato, Dio. Ma Jacopo para. Dai. Dai portierone. Andrea! Ah, Madonna. Adrina, nella fila della palla. È entrato Giolo. Sì, e tu mi hai la fede. Dai Jacopo. Jacopo.
Busa, occhio, busa. Bello, bel rigore. Bel rigore. Ha sbagliato. Tirato proprio da... Cosa c'è? Di gioco. Vai, Cinzia, vai, corri un po'. Uppala. Bravo, dai. Bravo Aaron. Vai, vai, vai. Vai, m'ha detto. Bravo. Vai. Bravo. No. Vai, vai, vai. Dai. Bello. Forte camerata. Bravo. Mamma mia, se fa un gol così salta in campo. Se fa un gol così salta in campo. Bravo Aaron. En dan een Dorina. Jij zei ze Cliff. Dorina. Non stai cagare. Perché tu vuoi lo di Mirna. Passamela anche a me. Cane. Arriva mio nipote. Occhio, occhio. Ciao, aspetta. Come stai? Bene, bene. A posto? E la Madda? Sì, non è giù, è a casa. Come mai non è venuta? Non c'aveva voglia. Oh. Che pettola. Camelottino. Ciao mostro. Mamma mia, che furbo. Sono 4-2. Sì. Ha appena sbagliato il rigore. Ho visto. Mamma mia. Sveglia. Mamma mia. Vabbè, anche Jacopo è uscito senza giubbino stamattina. Mannaggia, tuo cugino sarà febbre. Lo so. Bussa la mano. Giovedì l'abbiamo visto in piazza. Con Isabel. Piras. Quindi qui. Dai. Dai ragazzi, su. Bravo, mamma mia. Dagli fastidio Luca, bravo. Bravo Luca. Bravo Luca. Dici, come faccio a salire? Come si fa? È bellissimo. Era per tutti. Sì, sì, sì. Entra il cane. No. Mi ha detto la mamma che avete vinto col softball? Sì, Vero? sono stata... Sì, esatto, perché poi alla fine c'erano le due squadre, eravamo in troppi. Però sommando i punti avremmo vinto noi, perché Che bello, ogni squadra avrebbe vinto una partita. Ok. Però se noi fossimo stati insieme avremmo vinto. Ciao mostro peloso. Ciao. Sì, è bellissimo. Ciao, ciao. Oddio. Bravo. Bello, dai, vai. No, dai, tranquillo. Ridagliela, ridagliela. Ma no, ma no. 4-2. Appena adesso ho sbagliato un gol a porta vuota. Ciao mostrone, confusione. Guarda che sei imparato a fare. Come si chiama? Bravo, vivo lì. Senti l'odore del tuo cane? No, non ce l'ho. Dei due gatti. Sì, due gatti. Ciao confusione. Apri di là, apri di qua. Ti fa così? Bravissimo.
Sì, ne mette una vuota e una con. Ovviamente becca quella con lui. No, invece io provo a mettergli il biscottino Bello! nella mano. Allora, Bello. Prova a mettergliene 3 sottolinee. Arbitro! Ciao, mi saluti, ciao Potato, da tanto che non ti vedo. Sì, ciao. Vai così. là abbiamo visto C'è un golden, sì, è bellissimo. Si chiama Bea. sono solo 2. Bravo. Allora, io che ho visto solo un golden, Bravo Edo! si chiama Bea. Sapetissimo. È da venerdì? Giovedì? Venerdì? Ma va? Pioveva, c'era vento, tu con l'acqua ghiacciata di Brenta. Poi adesso sono stata convocata per la mattina. La scuola. La mamma sta bene, i nonni? È venuto tuo zio in questi giorni? O no? No, Sta lavorando? sì, hanno già preso. Così no. Una volta sono venuti per Pasqua perché Oh, il vivo giorno lì. dopo dovevano aprire. Ok. Ecco. Bravo. Dai, su, dai. Vai su Eric, vai su! Giallo. Dai Pippo! Veramente era loro. Dai, non vai, il tuo momento adesso. Con Cinzia. Dai. Non chiediamo spiegazioni, non voglio sapere. Mamma mia, Non perché fare devi quelle fare cazzate. sti numeri? Dalla quella palla! La vivo lì, su. Bravo. Oh, tu vai uscire per il pizza. Mi mancheranno queste cose. È proprio in vena. Giornata oggi attiva. Che miseria. Vai Edo. Dai, Vai Edo. vamos, Tirato. Codino. Vai su. Bello, bello. Peccato. Addio. Sì. Hanno fatto delle belle azioni. Bravo. comunque, già, hanno fatto il Bravo. Mirna. Sono tutti schiacciati là a sinistra. Sì. Bravo. Dalla Eri subito. Ma non c'è nessuno. Giallo! Giallo, giallo, giallo! Dalla subito. Tira, tira! Tira! Cazzo. Tira da lì, porca losca. Dai Aaron. Si stava preparando al tiro, però. Sì, cioè, non l'ha fatta apposta, dai. Cioè, non l'ha fatta apposta. Tagli la testa, piano. Pippo, Giacchi. Giatti. E della Torina. Dai Pippo! La Cinzia. I due Pippo ci sono in attacco adesso. Adesso ne abbiamo due veloci in avanti. Vediamo se. Grande.
È stato mandato via, basta, si è stancato. Tutti a farsi la doccia. Chi? Anche Luca e Alessio. No, dai, ci sta. Dai, c'è, vai. Via. Bravo, tutti. Dai, Eri! Sali ancora, portalo ancora. Vai. Sì, no, guarda. Dai, Goldin, su, dai. Goldin di tutti noi, Goldin di tutti noi. Vabbè, ci sta. Cinzia, dai, su. Adesso ci penso io, Biagio. Si è scaldata, Cinzia? Vediamo. Col prosecco sì. No, questa. Aia. Questo, la munizione ci sta tutta. Ci sta tutta. No, bravo sto arbitro comunque. Mi è piaciuto. Bravo. Forse anche più riparato. Non capisce che striscia. Alto, Mettere quelli più alti in barriera fare profitto. Infatti la sua figura che tira via. Attento al vento, Jacopo. Attento al vento. A che ora era iniziato? alto. A che minuto siamo? 82. 8 più recupero. Bello, guarda che anticipo. Bravo. Ah. Bravo. Bravo. Mamma. Porca pupazza. È angolo. Sveglia! Si trema. Freddo Giada? Hai freddo? Stai bene? Bravo Jacopo! Vabbè, Tira su la pappina. sulla pappina. Poi la pappina è la vittoriosa, dai. Poi la pappina, certo che sì. Li batte bene, eh? Li batte bene! Li batte bene! Guardate, Porca rocca. Dai, che ne facciamo un altro? Dai che bisogna prendere un altro. E 10 minuti una volta. Se posso mettermi lì? Ma non è lì, ragazzi. Allora, le altre partite, vediamo. Ma come stanno messi in campionato? Sono secondi. Dai. Se riesco a farti vedere la classifica. Perché sto grosso? Chiamatevela la palla! Dai Luca! Che fortuna, va? Non mi si apre. Comunque sono secondi. Mi pare di sì. Il campionato è già finito, è andato. Ha vinto l'Arianese. Quante partite mancano? Questa è l'ultima. L'ultima di campionato. Questa è l'ultima. Loro l'ha fatto, ragazzi.
Sì, Perché? Perché, scusa? Ah, non lo so. Questa non l'ho capita. Cosa è successo? Ma perché? Gli avrà detto qualcosa perché Sì, indietro. O ha bestemmiato? no, entra il secondo. O l'ha No, sentito no. bestemmiare o dire qualcosa, perché è l'unica motivazione che mi viene. Ha detto una persona con l'abito rosso. Come hai fatto a sentire? Dove tu? Insomma ragazzi, non si sa che cosa ha detto. Non credo che se lo sia inventato di sana pianta di buttarlo fuori. No. Qualcosa gli avrà detto. O l'ha offeso o ha bestemmiato, una delle due, insomma, per il gol, non so. O ha bestemmiato o ha offeso, cioè una delle due mi viene da pensare. Sì, si è alzato tardi e all'ultimo momento non ha avuto tempo di cambiarsi. Cosa fa? Cos'è? Cosa fa? Ragazzi, manca poco alla fine della partita. Fischiamo? Adesso è il rosso che a lui. Ah sì. Non c'è il cambio. C'è il cambio. È indietro Jacopo. Forse perché già tira dall'altra parte. Dai. Ma così. Ragazzi, il 3 è riuscito a togliere la palla. Piccolo ma inizio. Dai, che. Bravo Eric. Bravo Luca! Vai Luca! Mamma Ah mia, così. brutta palla. No, mamma. Piccolini. Errore di connessione, niente, non va più tutto campo. Dai, tirami. Tirami, dai, tirami re. Dai Pippo, dai! Ma no, No, vabbè. ma dai. Io non mi fido più di quello che dici. È piccolino. È lui. Quanto recupero farà mai? Ma non credo tantissimo. Fra un minuto. Ah, se l'è allungato. Bravo. Dai via, stai attaccato! Mamma mia. Bravo che è Edoardo. Bravo. Vai! Oh, ma passatela sta palla, signore benedetto. Stecca che gli ha dato, cazzo. Che botta che si è sentito. O esplode il Si pallone spacca o... le caviglie.
No, ma Edo ci è andato di collo pieno. Sì, lui è andato dritto. Posa la palla. Fuochi d'artificio. No, la mia la trovi laggiù. Rimbalzava, mi tornava là dietro. Regista, come siamo messi? 90esimo. Buttiamola via quella palla. Quanto recupero? Che bevuto! Sì. È partito prima di centrocampo. Se è partito prima di centrocampo, no. È partito prima di centrocampo! Non l'ho spinto. Bella spinta. Ale, bonito. Madonna, ti prego, finisci sta partita perché, cioè, davvero. Se è partito prima di centrocampo non era fuori gioco. No. Basta che stai zitto e così hai risolto tutti i problemi. Jacopo è tua. Bravo. Aspetta. Uno lì, dai, uno lì. Bravo! Bello, dai! Catoia. I tuffi come li fa Giatti. Non li fa nessuno. È astuto. Furbo. E beh, ci sta, un attaccante, deve avere anche queste Cazzo, gliel'ha tolta. accortezze. Gliel'ha tolta, Dio. Gliel'ha tolta. No, vabbè, dai, gli arrivava da dietro, dai, non l'ha vista. Basta chiamarla, non ho capito. La chiami? Fatto un segnale a Fioi. No, non ha fatto. Aperitivo, ce lo fanno provocare. No. E fa morire Arsa. Oh. Va che viva. Bravo Edo. Porca miseria. Mamma mia. Sta palla. Vai, apri. Fuori di mezzo del 2 chilometri. A quanto stiamo? Tira su sta palla. Quanto tirala recuperi, su. arbitro? Boh. Adesso fa rinviare fischia, guarda. No. Bravo, bello. Bello Giorgio. Sì, finita. È finita l'ultima partita di campionato. Salutiamo tutti. Vittoria per l'Unione River 5-3. Comunque bella partita. Saluto a tutti.